Una toccante esecuzione del Signore delle Cime del maestro Beppi De Marzi è stato il momento clou del concerto della fanfara alpina Giulia, che si è esibita al Teatro Remondini nell'ambito delle attività in programma nella settimana della consegna del cappello alpino alle 153 reclute da lunedì in città. Intenso il ricordo del capitano Massimo Ranzani, morto in servizio in Afghanistan nell'esplosione di una bomba il 28 febbraio 2011. Con il suo estremo sacrificio ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'esercito e dell'Italia, tenendo alti gli ideali di pace e di solidarietà. Adras Khan, Afghanistan, 28 febbraio 2011. La fanfara, diretta dal sergente maggiore capo Flavio Mercorillo, si è quindi esibita nell'esecuzione dei brani caratteristici dell'alpinità, passando anche per la musica classica magistralmente eseguita dai fiati e percussioni, un momento di condivisione attraverso le note a corollario di una settimana densa di emozioni.